Era qualche giorno prima di Ferragosto, gli albergatori della città dei Templi riuniti pronti alla battaglia per far cambiare idea all'amministrazione comunale, no alla tassa di soggiorno. Questo balzello, circa 4 euro a notte, ucciderà il turismo ad Agrigento, un coro unanime e deciso, quello che si sollevò. A ribellarsi anche l'assessore comunale al turismo Giovanni Sciacca, prontamente rimosso dall'incarico. Poi il confronto con il sindaco Zambuto, l'avvio di un tavolo di concertazione permanente. Ieri il passo indietro ufficializzato da Palazzo dei Giganti. Il ritiro della proposta che sarebbe dovuta passare all'esame di Aula Sollano, il cui esito sembrava comunque segnato sia per la netta presa di posizione delle rispettive commissioni, sia per gli interventi contrari dei singoli consiglieri, come quello di Andrea Cirino. Tutto ciò è dovuto all'impegno nostro del PDL, ma anche a quello della categoria degli albergatori. Noi non siamo assolutamente soddisfatti in pieno, infatti non voteremo questo bilancio perché fin quando l'amministrazione attiva non ridurrà l'aliquota sull'IMU dobbiamo andare anche a vedere tutto ciò che comporta per quanto riguarda gli aumenti sulla tassa dello smaltimento sui rifiuti solidi urbani. E il ritiro della proposta ha prodotto una serie di reazioni positive provenienti dai principali protagonisti della battaglia. Il consorzio turistico Valle dei Templi, per bocca del presidente Paolo Pullara, esprime soddisfazione. Fondamentale è stato il riconoscimento da parte del sindaco, aggiunge, che tale tassa sia ininfluente ai fini degli equilibri del bilancio. E sulla vicenda, per esprimere apprezzamento, interviene il presidente della Camera di Commercio di Agrigento, Vittorio Messina, il quale invita tutti i sindaci della provincia ad una più ampia riflessione sulla materia, con particolare riferimento all'area del distretto turistico della Valle dei Templi. Il sindaco, si legge nella nota, ha fatto una scelta oculata e giusta che chiaramente contribuisce a far crescere la governance pubblico-privata del territorio agrigentino. L'amministratore di Piano, Gaetano Pendolino, annuncia che nei prossimi giorni, così come richiesto dal sindaco, convocherà il tavolo di concertazione sul tema dello sviluppo turistico dell'intera area, alla presenza di Marco Zambuto, che ne è anche presidente delle organizzazioni di categoria della Camera di Commercio e del Consorzio Turistico Valle dei Templi.